Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, martedì 24 marzo. Siamo all'indomani dello spoglio che ha rivelato una valanga di no. Hanno vinto nettamente il referendum. A questo risultato sono chiaramente dedicate tutte le prime pagine dei principali quotidiani e faremo subito una carrellata dei più importanti quotidiani e poi in particolare di quelli anche schierati a destra per vedere insomma le reazioni. Allora partiamo da Repubblica. Il grande evidenza, c'è un grande no referendum, in 14 milioni bocciano Meloni e Nordio, un titolo che già dice tutto. Poi il Corriere della Sera, referendum, l'onda del no, il 53,2% boccia la riforma e questa è la mappa della cartina e poi vediamo la vignetta di Giannelli che vede una Meloni inchiodata che si lega insomma alla poltrona. La stampa ancora qua ritroviamo giustizia, il no gela Meloni, la separazione delle carriere dei magistrati bocciata dal referendum costituzionale, esultano le toghe, Parodi lascia. E poi vediamo il Fatto Quotidiano, l'Italia se destra stravince il no, con immagini tratte dalle principali piazze italiane dove il popolo del no appunto è sceso per esultare. Altra parte invece i quotidiani vicino al centrodestra, come Libero di Mario Secchi, l'ingiustizia è uguale per tutti, la lettura è che sopravvive il sistema malato, a forza di menzogne vince il fronte del no. Analoga la verità di Maurizio Belpietro, il referendum boccia la riforma dei magistrati, si salvi chi può, la Repubblica dei giudici, la sinistra si intesta una vittoria che invece solo delle toghe, con la sconfitta della politica sancita ieri, avranno sempre più potere e presenteranno il conto anche agli alleati. L'ANM diventa partito e canta bella ciao, auguri a chi d'ora in poi finirà il tribunale, scrive La Verità, e il Giornale dice invece così proprio no. Addio riforma della giustizia, la sinistra getta la maschera e già parla di elezioni. Naturalmente vogliono incassare questo risultato. Andiamo a fare un'analisi con Repubblica del voto. Intanto è stato un no a valanga, la riforma è stata fermata da 14 milioni di voti, vedete qui la grafica, 53,7 no, ma con punte altissime per esempio in Sicilia e a Palermo, che è la seconda città in Italia per percentuale, 46,3 sì, cioè a favore della riforma. Governo sconfitto nelle urne, sì avanti solo in 3 regioni, Lombardia ma non Milano, Veneto e Friuli Venezia Giulia, tutti contro nelle grandi città, il picco a Napoli con il 75%. Giorgia Meloni dice andremo avanti con responsabilità e rispetto verso gli italiani. Il ministro della giustizia Nordio, la riforma era firmata da loro due, dice prendo atto della decisione del popolo sovrano, grazie a chi ci ha dato giustizia. Andiamo avanti, vediamo anche di analizzare le varie componenti del voto. Hanno votato tanti giovani, l'onda anomala della Gen Z che nessuno ha visto arrivare. Non è solo il successo delle opposizioni, la valanga dei no arriva anche dalla mobilitazione delle persone non intercettate dai partiti e dai delusi per una maggioranza appiattita su Trump. Cioè scrive appunto Repubblica che come dire, i votanti, i cittadini hanno un po' punito il governo per essere stato troppo vicino al governo Trump. Non era vero niente, il quesito non era troppo tecnico, la materia ossica, il garantismo da una parte e il giustizialismo dall'altra, il desiderio di modernizzare il paese e di liberare i magistrati dall'influenza della politica. Non era questa la posta in gioco e a capirlo più di chiunque altro sono stati gli elettori che si sono messi in fila con in mano il documento e la tessera elettorale e hanno detto sì o no in misura molto maggiore di quanto gli stessi partiti avessero immaginato. C'è stata un'onda anomala in questo voto che altro non è
che è il respiro della democrazia. Il momento in cui i cittadini comprendono che qualcosa di significativo può succedere al complesso di regole che il Paese si è dato per uscire dall'incubo del fascismo e che sta a loro decidere quale direzione vada presa. Per questo il no ha corso più forte e infine ha vinto senza che nessuno lo vedesse arrivare, perché un voto che cambia la Costituzione non può essere venduto come un voto politico. Chi tenta di farlo appare bugiardo, e questo scrive Annalisa Cuzzocrea su Repubblica. E vediamo adesso le reazioni. Naturalmente l'opposizione incassa il risultato, dice pronti a lanciare le primarie, la sfida del campo largo. Conte è deciso a partecipare contro la segretaria Dem e Lischlein. Non dovranno essere di apparato ma aperte anche ai cittadini. L'ipotesi è di farle a gennaio per scrivere un programma condiviso. E vediamo invece dall'altra parte il centrodestra. Il governo non teme conseguenze, ma questo la Meloni l'aveva sempre detto, che non si sarebbe dimessa in nessun caso. Meloni va in video e parla di occasione persa, ma si rispetta il voto. La russa, tempi da lupi, ma non ci abbatteremo. Ora stringiamo i bulloni, dice Meloni, l'amarezza della leader con i problemi Bartolozzi e Del Masso. Prima un'amara considerazione: è un paese difficile da cambiare, poi bilaterali con Antonio Tajani, Matteo Salvini, Maurizio Lupi, brevi telefonate e scambi di messaggi per ribadire che nulla cambia, si va avanti secondo programma, piccola consapevolezza, vanno stretti i bulloni della macchina fino alle prossime elezioni. Il come è tutto ancora da capire. La bussola della Premier dice il premierato può aspettare, la legge elettorale no, salvo scherzi della Lega. Giorgia Meloni per la prima volta dopo 3 anni e mezzo si trova davanti ad una sconfitta netta e tonda, vissuta nella sua villa a sud di Roma con uno staff molto ristretto, dove ha registrato questo video con il contorno di uccellini che un po' le hanno tirato lo scherno di vari commentatori. Ma delusione, Repubblica parla addirittura di psicodramma. Forza Italia con Marina Berlusconi delusa, si sente con Palazzo Chigi. Gli azzurri sognavano di dedicare la vittoria a Berlusconi con le 2 dita al cielo tipo Cacà ai tempi rossoneri, invece si ritrovano a masticare amaro. Con l'ultima beffa recapitata dai sondaggisti, quasi un elettore su 5 del partito dell'ex Cavaliere ha votato no alla riforma, la separazione delle carriere. E quindi anche Forza Italia, insomma, profondamente amareggiata. L'altra reazione è quella appunto di Nordio, il guardasigilli che ha firmato la riforma e dice: dimettermi, e perché ho ancora molto da fare, ma qualcosa si fermerà, ci dedicheremo, assicura, all'efficientamento della giustizia, ma la squadra ministeriale non cambia, perdere fa parte della politica. Questa è la posizione di Nordio. Qualcuno dice da parte del centrodestra è una vittoria dei magistrati, e in effetti i magistrati esultano, l'hanno fatto in tante sedi, si canta bella ciao. Questa è la festa al comitato per il no. L'annuncio subito, poi sono le dimissioni del segretario dell'ANM Parodi, l'annuncio subito prima dell'apertura delle urne per motivi personali, guidare questa battaglia è stata un onore, poi Gratteri, la società ha capito che certi metodi erano sbagliati. Lasciamo dunque lo scenario del dopo referendum, andiamo agli esteri dove ci sono spiragli di trattativa, almeno a sentire Trump che dice stiamo parlando, ci sono trattativi, l'accordo vicino sul nucleare. Il problema è che invece Teheran dall'altra parte smentisce e dice ci sono solo bugie. Diverse fonti confermano però i contatti, si parla di un piano in 15 punti rinviato di 5 giorni, l'attacco all'energia iraniana, possibile vertice a Islamabad con Vance, il vicepresidente J.D. Vance. E con chi parla Trump? Parla con il capo del Parlamento, questo Ghalibaf è un mistero perché lo speaker media manega mentre i falchi lo frenano. Secondo gli israeliani il negoziatore è il capo del Parlamento, dietro di lui c'è la vecchia guardia di Khamenei padre, perché il figlio, sapete, è stato colpito in un raid e non si è più mostrato in pubblico. Questa svolta di Trump che cerca appunto la trattativa spiazza nettamente
Netanyahu, scrive Repubblica. Netanyahu è spiazzato dalla svolta americana, ma dice continuiamo a colpire. Non è una reazione a caldo e neanche un annuncio preparato per tempo. Sono trascorse molte ore di silenzio da quando Trump ha sorpreso il mondo, ma forse il destinatario del messaggio erano soprattutto i mercati finanziari, rivelando l'esistenza di un negoziato con gli ayatollah. Ed è già buio quando il premier Netanyahu affida a un comunicato una prima reazione ufficiale, niente affatto entusiasta. Fino a quel momento avevano parlato solo funzionari anonimi, lasciando scivolare sul tavolo indiscrezioni pesanti come l'identità del leader di primo piano in Iran con cui Trump ha rivelato di trattare, bruciando il nome del presidente del Parlamento Ghalibaf, che non aveva fatto, e la data obiettivo per il cessate il fuoco, che sarebbe il 9 aprile, in tempo per arrivare in Israele da pacificatore e ricevere il premio Israele. Questo, diciamo, il piano, il cronoprogramma di Trump. E intanto continuano gli attacchi antisemiti nel resto del mondo. C'è stato un attacco a Londra, fuoco nel parcheggio della sinagoga, distrutte 4 ambulanze di un servizio ebraico, non ci sono però feriti, la firma è di un gruppo islamico forse legato all'Iran. E poi c'è l'incidente in Amazzonia dove è caduto un aereo militare colombiano, salvi oltre 80 militari. Repubblica scrive miracolo, ma in realtà ci sono feriti, il bilancio continua a salire, non sono più 34 come scriveva ieri, ma sono arrivati a circa 66 feriti. E ancora veniamo al nuovo incidente sul lavoro. Mamour, uno studente lavoratore originario del Senegal, morto schiacciato in un macchinario, aveva 22 anni, l'incidente in una fabbrica di lamiere metalliche, e poi la morte di 2 anarchici che stavano preparando la bomba, e questo è collegato all'arresto di un siciliano, considerato anche lui un militante degli anarco-insurrezionalisti, tradito da uno sputo, e attraverso il DNA di quella saliva sono risaliti alla sua identità a distanza di anni. E poi l'uomo che ha travolto e ucciso sulle strisce 2 donne ucraine era ubriaco al volante. Erano in Italia da 15 anni, mandavano soldi ai figli che si trovano sotto le bombe a Leopoli. Chiudiamo con la vendita di Repubblica che passa di mano. Exor vende il gruppo Geti ai greci di Antenna, ed è, diciamo, un grosso scossone per il panorama editoriale italiano. Tim invece resta indipendente, con Poste Italiane sarà più aggressiva questa nuova acquisizione. Il CEO Matteo Delfante dice non c'è alcun coinvolgimento del governo. E chiudiamo con questa notizia: morto Ravinsky, re del porno, titolare di OnlyFans, aveva trasformato questa piattaforma in una macchina da soldi. Stroncato da un cancro, giovanissimo, 43 anni, la sua azienda valeva 5 miliardi e mezzo di dollari. Noi ci fermiamo, c'è adesso una pausa e poi torniamo per dare un'occhiata invece all'informazione locale. A tra poco. Bentrovati alla seconda parte della rassegna stampa di oggi 24 marzo, questa parte è dedicata all'informazione regionale. Diamo innanzitutto un'occhiata al sito Sicilia Web, anche qui l'apertura è dedicata al referendum. Italia no, vince col 53%, ma in Sicilia è addirittura al 61%, a Palermo picco di 68%. Poi c'è questa ultima ora, turisti beccati in aeroporto, nei bagagli coralli a rischio estinzione, li vediamo qua. La Guardia di Finanza all'aeroporto Falcone Borsellino ha sequestrato 13 esemplari di corallo a rischio estinzione. Sono stati intercettati 2 turisti italiani provenienti dalle Mauritius e dalle Maldive che avevano nascosto nei bagagli coralli, che è una specie protetta. E poi invece questa curiosità: si accascia e muore proprio dentro il seggio un architetto del comune di 56 anni, è morto durante le operazioni elettorali, svolgeva l'incarico di rilevatore dati, è stato colto da un malore.
E poi ancora, pretende di allenarsi in palestra con abbonamento scaduto, botte agli agenti, dopo che diciamo, i titolari avevano redarguito, lui ha cominciato a proferire insulti, finendo persino per aggredire gli agenti della polizia intervenuti per placare gli animi. Protagonista è un 54enne originario di Modena che è stato arrestato a Catania dopo che aveva dato in escandescenza in una palestra di via Scamacca. Andiamo adesso a vedere invece i quotidiani. Partiamo dalla prima pagina del quotidiano La Sicilia, il quotidiano di Catania. Riforma della giustizia seppellita dai no. La Sicilia con le sue percentuali si avvicina alle regioni rosse. Andiamo avanti, vediamo adesso il tomo di Palermo di Repubblica che dice referendum, la festa del no, ed ecco qua una piazza in festa con tanto di bandiere, striscioni e fumogeni. In Sicilia il 61% di contrari alla riforma, solo in Campania dato più alto, record a Palermo, manifestanti in piazza, ma nel centrodestra si apre adesso la resa dei conti e lo vedremo più avanti. Giornale di Sicilia, il trionfo del no, scuote il governo, affluenza record, riforma della giustizia bocciata, Meloni delusa ma vado avanti, PD e Movimento 5 Stelle più vicini, fortificati dal voto. E la Gazzetta del Sud dice trionfano i no e la Costituzione, il 53,74% contro la riforma. Ma andiamo adesso a vedere nel dettaglio, siamo su Repubblica, la Sicilia trascina il fronte del no, 61%, boccia la riforma, il referendum registra una sconfitta anche nei feudi del centrodestra. Ed ecco qua l'articolo, la percentuale di chi ha rifiutato la riforma arriva al 60,98% rispetto ad una media nazionale del 53,74%, è il dato più alto dopo la Campania e supera di poco quello della Basilicata. A sorprendere di più è la valanga di no che esce dalle urne di Palermo, che tocca il 68,93% e supera, pensate, il dato della Rossa Bologna, e che fa del capoluogo siciliano la seconda città d'Italia dopo Napoli per percentuale di no. Una valanga di no che non ha risparmiato neanche i feudi dei RAS e del voto del centrodestra, da Paternò a Messina e naturalmente Palermo. C'è una piccola eccezione, Ventimiglia di Sicilia, che è il paese del coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. In piazza si accende la festa, abbiamo fatto la storia, sono scesi in piazza comitati, attivisti, studenti, magistrati e società civile, si sono registrati in centro per festeggiare l'esito della consultazione. Ma dicevamo, adesso si apre la resa dei conti dentro Forza Italia, il voto travolge la maggioranza alla regione, Mulè va all'attacco, il malessere serpeggia in tutte le segreterie politiche, si dice o si sibila a mezze parole, qualcuno ha tradito, e la resa dei conti guarda già al lungo anno elettorale delle amministrative regionali e politiche che è dietro l'angolo. Non nasconde la sua amarezza Giorgio Mulè a commento del dato siciliano Sterva, che è evidente che sia mancato qualcosa o qualcuno, quindi qualcuno che non ha fatto evidentemente abbastanza. Ancora più esplicito l'ex coordinatore regionale forzista Gianfranco Miccichè, che dice in Sicilia Berlusconi è stato tradito, per qualcuno servono calci nel sedere. E insomma, su questo tenore Marco Falcone si dice apertamente deluso, il governatore forzista Renato Schifani ridimensiona la portata di un voto e parla di un'onda lunga che ha toccato tutte le regioni, che sostanzialmente ha fatto muovere tanti elettori che non avevano mai votato. È un fatto strutturale, dice Schifani, non una dinamica locale, e registra una massa di nuovi elettori che tendenzialmente si sono posizionati sulle ragioni del no. E quindi diciamo secondo lui non lo riguarda. Vediamo la mappa della città contro, perché Palermo appunto è la seconda città d'Italia del fronte del no, ma hanno votato sia le sezioni del centro città, spesso con punte vicino superiore al 70%, ma in termini percentuali il no ha trionfato anche in periferia, ad esempio allo Zen ci sono stati seggi con partecipazione più bassa, eppure chi ha votato no, e così via. Quindi sia centro che periferie allineati con il no.
Lasciamo stare adesso l'analisi del voto, andiamo alla cronaca, ci occupiamo ancora dell'assalto al Sicily Baykar. L'auto, i mitra e gli spari porta la firma del clan dello Zen. Sono arrivati in 3 con una Lancia Y rubata che poi non è ripartita. Pensate, li ha lasciati in panne davanti a una decina di ragazzi che dall'altro lato della strada guardavano la scena terrorizzati e increduli. Armeggiavano ma non partiva, poi sono scesi e hanno cominciato a correre con i fucili in mano, ha raccontato uno dei malcapitati testimoni agli inquirenti. Non solo, ma all'interno del deposito della Sicily Baykar hanno sparato in 2 con fucili da guerra, ma con scarsa precisione, arrivando a colpire 2 palazzine in lontananza, e lo hanno fatto intorno a mezzanotte, quando ancora nel vicino locale notturno c'erano molti giovani che, come abbiamo letto, hanno assistito in diretta all'assalto. Elementi che fanno pensare non a un comando di professionisti, ma piuttosto all'ennesima dimostrazione di ferocia nel mandamento di San Lorenzo. L'utilizzo di fucili d'assalto è l'altra grande anomalia. 30 colpi di Kalashnikov non rientrano nelle modalità intimidatorie del clan, e il fatto stesso che siano stati utilizzati preoccupa gli inquirenti. Se dietro c'è la criminalità organizzata, vuol dire che il livello dello scontro si è alzato, per usare addirittura i Kalashnikov. E poi troviamo anche qui la notizia dell'arresto del Bombarolo, questo anarchico di origine siciliana di Catania. Galeotto, il suo rientro a Catania, è stato scovato vicino casa da alcuni familiari, e a incastarlo è stato proprio il desiderio di tornare a casa. E adesso è stato arrestato, deve scontare una pena definitiva di 4 anni e 5 mesi di reclusione. E poi la cronaca ci porta a questo ennesimo omicidio che si inquadra nei rapporti tra i sessi. Qui c'è un uomo che ha coltellato il rivale in amore, l'ha colpito con diversi fendenti al torace, al basso ventre. La vittima è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico, i medici si riservano la prognosi. Sembra che i rapporti tra i 2 uomini fossero tesi da tempo, alimentati da gelosia e competizione nel contendersi la stessa donna. Da quanto si è preso, la 35enne aveva allacciato una relazione amorosa con l'aggressore, mantenendo buoni rapporti con il convivente. Un malcelato rapporto a 3 tra continue liti, fughe amorose e rimorsi che si trascinavano da mesi sino al tragico epilogo, con la violente lite tra i 2 uomini e il ferimento del compagno atteso sotto casa e aggredito dal presunto amante dopo un furibondo litigio. E poi c'è questa vicenda giudiziaria, battaglia sui verbali tra difesa e accusa sulla scomparsa di Simona Floridia, per il quale c'è un processo in appello. L'avvocato Giuseppe Fiorito ha raccontato di aver ricevuto dall'odierno imputato la doppia confessione di essere stato lui l'autore dell'omicidio. Insomma, ci sono poi tutta una serie di cose procedurali. E poi la notizia di cui ci siamo occupati con grande spazio nei nostri telegiornali, cioè il masso che si è staccato dalla timpa di Acireale, precipitato lungo il costone, si è fermato, pensate, proprio a pochi metri dalle case, è atterrato su un parcheggio privato su via Grotta Colombe. Siamo nel borgo marinaro di Santa Maria la Scala. Proprio stamattina c'è un sopralluogo tecnico, saranno effettuate le verifiche del costone per valutare eventuali misure da adottare, e naturalmente ve ne riferiremo nei prossimi telegiornali. Andiamo avanti, c'è sempre cronaca giudiziaria, scambio di favori con Elvira Amata, chiesta la condanna dell'imprenditrice. Parliamo dell'inchiesta che coinvolge Marcella Cannariato. La procura di Palermo ha chiesto la pena di 30 mesi. L'accusa è che l'assessore fece assumere il nipote, l'imprenditore fece assumere il nipote in cambio di un contributo regionale di 30.000 euro alla Fondazione Belisario. La difesa dice invece non esiste alcun legame tra la richiesta di aiuto lavorativo per un ragazzo e la successiva domanda di fondi. Andiamo a vedere adesso la prima pagina di Palermo del quotidiano La Sicilia.
lotta alla Movide, il fronte si allarga, pronte altre class action, e poi referendum, Palermo Cittarossa l'abbiamo visto, e poi c'è la notizia del rilascio di questa attivista che era in Venezuela per sostenere l'opposizione, era stata arrestata, adesso dopo diversi mesi è stata rilasciata e può riabbracciare la sua famiglia originaria di Balestrate, appunto alle porte di Palermo. Per quanto riguarda invece, andiamo adesso a Ragusa con questa notizia che abbiamo dato anche nella prima parte della nostra rassegna, che arriva da Ragusa, dove la Dea Bendata ha premiato un ignoto scommettitore che ha giocato appena 3 euro portando a casa addirittura 1 milione, ha centrato una vincita al 10 e lotto grazie appunto ad una giocata di appena 3 euro. Davvero un colpo di fortuna. Finiamo con lo sport, il calcio, il Catania soffre, crea, segna ma non vince, Viali esordio bello a metà, il Casarano infatti pareggia 1-1, primo tempo in difficoltà, Condini a parare di tutto salvando la propria porta e il risultato, la sblocca Bruzzaniti, i rossazzurri sfiorano il raddoppio a più riprese e nel finale beccano la rete beffa di Ferrara. Ci sarà da lavorare, ma dice Giovanni Finocchiario, se fosse rimasto Toscano il risultato non sarebbe sicuramente mutato. E con questa notizia di sport noi ci fermiamo, grazie per averci seguito, la rassegna stampa finisce qua, a tutti una buona giornata.